Eccoci di nuovo insieme con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Puntata in versione on demand, visibile sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo, nonché anche sulla pagina Facebook Penalty. Ma potete rivedere questa puntata anche nella versione on demand del canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Partiamo subito con il campionato di promozione e partiamo con il girone A. Decima giornata di ritorno, guardiamo subito il tabellino dei risultati di domenica. Accademia Trapani batte Città di Carini 2-1, Alba Alcom 1928 batte Partinica Audace 4-1, Folgore Castelvetrano batte Casteltermini 1-0, Fulgatore Camarat 2-2, Città di San Vitolo Capo batte Gemini Calcio 2-1, il Carenze batte Marsala 3-2, ha riposato il Petrosino 1969. Con il contemporaneo pareggio tra Fulgatore e Camarat ne approfitta certamente la Folgore Castelvetrano che balza solitaria ancora di più in vetta in questo girone A del campionato di promozione. Folgore Castelvetrano al primo posto con 43 punti, 40 punti per Fulgatore e Camarat, 39 Città di San Vitolo Capo, 38 Accademia Trapani, con 33 Partinica Audace, 31 Alba Alcamo 1928. 29 punti per l'Icarenze, 26 punti per il Città di Carini, 25 Gemini Calcio, con 19 il Casteltermini. Chiude la classifica il Petrosino con 18 punti ed il Marsala con 0 punti. Fischia adesso con il Carini che dà il primo giro al pallone di questa partita. Fischia l'arbitro, passa con giro, pallone che sfiora la traversa, poi break dell'Accademia Trapani con Iannazzo che va da testa, grande chance per Testa al 9° minuto. Testa perde un po' il tempo per calciare in porta e non riesce a battere Badalamenti. Pallone per Testa, viene preso di sorpresa Filippo, sbaglia l'ancancio. Il numero 11 si distende l'Accademia Trapani, Cannavò con il sinistro, punta il suo diretto avversario, mette in mezzo Cannavò, non arriva nessuno, poi Testa sì! Apre il destro, pallone sul fondo, al 23 Squillo dell'Accademia Trapani, Cannavò. Ancora cercato Cammareri che crossa col destro, arriva il vantaggio dell'Accademia Trapani con Nolfo, Federico, Anzino. Fischiato fuori gioco, Cannavò entra al campo con il sinistro, Cannavò, pallone che sfiora il palo di Badalamenti. Ottimo il break qui da parte di Cammareri. Nolfo può puntare, Nolfo con l'esterno, ma che occasione per l'Accademia Trapani al 35. Porta palla a Caruso, arriva Riccobono a destra, viene servito Riccobono, Riccobono salta mistretta, Riccobono, Carini in vantaggio. La firma di Riccobono, 0-1 al 38esimo. Va Secumagiro, bravissimo qui Cincotta a staccarsi dalla barriera e a deviare di testa. Fischia dunque l'arbitro. Secum con il destro a giro per Lamin, non arriva per un soffio il difensore centrale dell'Accademia Trapani. Castiglione scappa via, porta palla, apre per Nolfo, Nolfo calcia in porta, anzi lo mette in mezzo Nolfo. Il gol del pareggio di Cannavò, 1-1 tra Accademia Trapani e Città di Carini. Invenzione di Castiglione, Nolfo ha messo in mezzo e ha fatto gol. Con Secum che batte veloce per Castiglione, apre troppo il piattone, Testa mette giù col petto, scarica per Lamin, tanto con un braccio forse di Riccobono, non c'è nulla secondo il direttore di gara. Poi dalla distanza Cammareri, si resta lì, spallata al limite dell'area, non c'è fallo, si combatte dentro l'area, Cannavò, fase confusionale, ancora prova l'Accademia Trapani a liberare un destro, il gol del vantaggio all'82esimo, stavolta sì, lo segna Samanà, in classe 2005, entrato dalla panchina, Accademia Trapani 2, Carini 0. Il Città di Carini perde 2-1 in casa dell'Accademia Trapani. Ed
decisamente ancora tutto aperto dunque nel girone A del campionato di promozione, con la Folgore Castelvetrano attualmente leggermente favorita per la vittoria finale. Parliamo adesso del girone B. Anche qui, 10ª giornata di ritorno, guardiamo subito il tabellino dei risultati. Sant'Angiolese batte Gioiosa 5-4, Aspra batte Castellucese 2-1, Lascari Cefalù batte Città di Casteldaccia 2-1, Città di Mistretta batte Gorgonia Delia 2-1, San Fratello batte Villarosa Calcio 4-1, Geraci batte Supergiovane Castelbuono 1-0, ha riposato il Pro Falcone. Ennesima vittoria fuori casa per il Geraci di Gaetano Mirto, primo posto consolidato, guardiamo la classifica. Geraci 51 punti, 44 per Astra, 40 Lascari Cefalù, con 34 Supergiovane Castelbuono insieme alla Sant'Angiolese, con 32 Gioiosa, con 29 Gorgonia Delia, 24 punti Castelluccese, 23 Città di Mistretta, 21 punti per il San Fratello, 18 punti per Villarosa Calcio e Città di Casteldaccia. Chiude la classifica il Pro Falcone con 17 punti. Benvenuti al Luigi Failla di Castelbuono, provincia di Palermo e Supergiovane Castelbuono Geraci. Siamo nella 23esima giornata del girone B di promozione siciliana. Decisamente più lontani rispetto alla battuta di Serio. Rosselli, pallone dentro, colpo di testa, Petruzzi risponde su Rosone, pallone ancora vivo, messo via sul secondo palo per il tentativo basso di Marguglio, deviazione ancora. Si alza un po' di vento, la tocca Velardi, il passaggio è efficace per Serio che vuole il pallone di ritorno verso Velardi che vince il contrasto, si va a prendere il calcio di punizione. La battuta andrà effettuata lo stesso. Serio verso la porta, primo palo, Gioacchino Serio è tornato a far gol su calcio di punizione, 1-0 Geraci, Gioacchino Serio. Parte Rosselli, un po' a giro, si tuffa Petruzzi e allontana, rimessa lunga, Pirrotta non ce la sponda, pallone che passa a Rosone, l'anticipo, pallone fuori ma c'è stata la deviazione in calcio d'angolo. Parte Rosselli, pallone dentro, colpo di testa di Cardella, Petruzzi, la rimessa lunga di Marguglio, prolungamento di Pirrotta, calcio di rigore per la Supergiovane Castelbuono. Pirrotta, la parata di Petruzzi sulla traversa, rigore sbagliato da Alessandro Pirrotta, Petruzzi la respinta sulla traversa, salva il Geraci. Si muove tanto Marrone sul secondo palo, parte Serio, pallone in mezzo, colpo di testa a rimettere lì da Velardi, insegue Cardella, colpo di testa di Chiazzese, il pallone arriva a Rosone, scambio con Cardella che va sempre di più in profondità, c'è il calcio di rigore per la Supergiovane Castelbuono, un altro. Parte Rosone, ancora Petruzzi, il pallone rimane vivo, Rosselli, c'è il fallo in attacco, assurdo, Nicolas Petruzzi, protagonista assoluto, a parare due rigori, prima a Pirrotta, poi a Rosone. Cardella morbido, largo di Domenico, in acrobazia ancora di Domenico, pallone fuori. La Mattina, pallone profondo verso Galletto contro Filì e rimessa Supergiovane, ma c'è il triplice fischio ufficiale, la vittoria del Geraci in casa della Supergiovane Castelbuono 1-0, a decidere il calcio di punizione di Gioacchino Serio. Sono 7 punti di vantaggio per la squadra di Gaetano Mirto, ormai prossima alla vittoria finale nel girone B del campionato di promozione. Si volta pagina e parliamo adesso del girone C.
Abbiamo ampiamente parlato di questo girone C del campionato di promozione perché nella prima ora, come tutti ben sanno, abbiamo avuto ospite l'allenatore del Messana 1966, Gabriele Patti. È tutto aperto soprattutto per quanto riguarda la griglia play-off, però sembrerebbe ormai decisa a questo punto la vittoria di questo girone da parte della squadra messinese. Ma guardiamo i risultati di domenica. Atletico Messina Valdinisi 0-0, Catania San Pio X Gescal 1-1, Belpasso 2014 batte Promende 1-0, Sant'Alessio Città di Calatabiano 0-0, RSC Riposto batte Città di Aci Sant'Antonio 2-1 ed infine Valle del Mela Calcio batte Nuova Azzurra Fenice 2-1, ha riposato il Messana 1966. In attesa della certezza matematica, il Messana continua ad essere leader di questo girone C del campionato di promozione. Troviamo infatti la squadra messinese al primo posto con 51 punti, 43 punti per il Belpasso 2014 ed RSC Riposto, 40 punti Città di Aci Sant'Antonio, 37 Catania San Pio X, con 29 Promende, 27 punti Valdinisi Calcio, 23 Sant'Alessio, 22 Valle del Mela Calcio e Atletico Messina. 20 punti per il Città di Calatabiano, 15 per la Nuova Azzurra Fenice. Chiude la classifica la Gescal con 12 punti. Bisognava consolidare un posto per i playoff, ma nella prima gara del mese di marzo al Comunale di San Gregorio il Catania San Pio X viene fermato dai messinesi del Gescal. Ad avere la prima occasione del match è il Gescal. Dopo un rimpallo la sfera termina nei piedi di Gaita che in posizione regolare cerca il gol del vantaggio con un pallonetto, ma non trova lo specchio della porta. Un minuto più tardi sale in cattedra la San Pio, gran palla da parte di Salvostrano per Federico Indaco che va via in velocità ma non riesce a servire in area di rigore il suo compagno di reparto. Ancora San Pio, ancora Strano, passa in mezzo a due, allarga da Federico Indaco che stavolta colleziona un assist perfetto per Pollendier che con un colpo di testa impreciso non riesce a sbloccare la partita. Le migliori occasioni passano dai piedi di Strano. Al 21esimo ci riprova sulla ribattuta di un calcio di punizione, ma anche in questo caso la mira è imprecisa e la San Pio non riesce a sbloccare il punteggio. Al 30esimo i padroni di casa realizzano un'azione spettacolare che anche in questo caso non porta agli effetti sperati. Carbonaro serve Sipala che trova in mezzo lo stesso Polnier che aveva fatto partire l'azione, ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Al 30esimo è impreciso il calcio di punizione di Federico Indaco e al 44esimo arriva la beffa per la San Pio perché il Gescal punisce da posizione defilata. Arriva il cross di Fittaioli nella testa di Cardia che anticipa Simone Fiera e con un colpo di testa mette a segno il gol dell'1-0. Romano tocca ma non abbastanza per evitare il gol del vantaggio. Ottima l'intesa tra il 9 e il 10 che portano dunque i messinesi in vantaggio al termine dei 45 minuti. Mister La Rosa, prima dell'inizio del secondo tempo, corre ai ripari e adotta 3 sostituzioni. Dentro Litteri, Nobile e Valenti al posto di Carbonaro, Fiera e Sipala. La prima occasione per un neoentrato arriva appena 20 secondi dopo dal calcio d'inizio, quando Ndiaye serve Litteri che a tu per tu con Maisano spara addosso all'estremo difensore del Gescal, ma secondo il direttore di gara il numero 20 Litteri era oltre l'ultimo difensore, dunque posizione irregolare. Al 21esimo dopo un cross tagliato di Oliveri Ndiaye segnerebbe il gol del pareggio che però viene annullato perché commette fallo su un difensore del Gescal. Sono proprio gli ospiti ad avere l'opportunità per il raddoppio quando Ndiaye sbaglia un passaggio favorendo il recupero del Gescal che si ritrova in situazioni di 2 contro 1, ma Gaita a tu per tu con Romano spreca clamorosamente. Al 30esimo la San Pio pareggia, anche grazie a una furbata di Litteri, batte la rimessa laterale addosso a un difensore del Gescal in modo regolare, raccoglie Valenti che scarica da Sciuto, il numero 7 lascia partire il destro che viene respinto malissimo dal portiere del Gescal e al posto giusto, nel momento giusto, c'è Flavio Valenti che segna il gol dell'1-1 con dedica speciale. Rivediamo il tutto al replay. La San Pio si spinge in attacco alla ricerca del gol del vantaggio che però rischia di subire quando la vecchia va via in velocità,
ma spreca l'attimo per calciare, concludendo l'azione in un nulla di fatto. Nel recupero ecco l'occasionissima per la Sampio. Sciuto serve Indaco che sfrutta la sua velocità ma non riesce ad angolare la sua conclusione, che sarebbe significata 3 punti importanti. Dopo 5 di recupero, il signor Motta della sezione di Siracusa fischia 3 volte, costringendo la Sampio ad un pareggio amaro. L'eccellenza è ormai a un passo per la formazione dello Stretto, che allo Scirea ribalta i giallorossi, bravi a sbloccarla dopo 7 minuti con la zampata sotto porta dell'ex Arena al suo quinto sigillo in campionato. La reazione degli ospiti è immediata, con Misiti che non trova l'impatto sul cross da sinistra di Romeo e Bonasera che dalla distanza costringe Bucca a rifugiarsi in angolo. Dall'altra parte la Promende tenta invece di chiudere Conti, ma prima Longo manda sul fondo l'invito di Arena e poi Cambria dal limite conclude centralmente tra le mani di Lima. Nel finale di frazione però torna a spingere la Messana con Currò che dalla distanza prova a beffare fuori dai pali Bucca, ma il suo tiro si perde di poco sul fondo e Barbera che in acrobazia costringe ancora agli straordinari l'estremo giallorosso. Il numero 1 della Promende deve superarsi anche ad inizio ripresa, disinnescando in tuffo la botta di Misiti con D'Amico che sulla ribattuta non inquadra la porta. Bersaglio che la Messana centra però al minuto 52 con Bonasera che da fuori fa secco Bucca, ristabilendo la parità e firmando così il suo terzo centro in campionato. Gli ospiti tentano subito di portarsi in vantaggio e solo l'ennesimo intervento di Bucca nega a Marino la gioia del raddoppio. Al 63esimo però la Promende rimane in 10 uomini per l'espulsione di Cambria che si becca dall'arbitro il secondo giallo della sua partita per il fallo su Calcagno. Nonostante l'inferiorità numerica i giallorossi avrebbero comunque la palla del nuovo vantaggio, ma Longo, ben servito da Arena, si fa ipnotizzare da Lima. Così per una legge del calcio non scritta, gol sbagliato, gol subito al minuto 80 e la Messana a passare quando D'Amico aggancia in aria l'invito diamante dopo aver scartato il neoentrato La Rosa mette dentro il 2-1 per i suoi e il suo 13° sigillo in campionato. L'11 dello Stretto non si ferma e così al minuto 88 chiude la pratica Promende su calcio di rigore concesso dal direttore di gara per il fallo di Michalizzi su D'Amico e dagli 11 metri Misiti non sbaglia facendo così Promende 1, Messana 3 e per Misiti è la quarta rete in campionato. La Messana si conferma al primo posto in classifica nel girone C di promozione con 51 punti, mentre la Promende rimane al 6° posto con 29 punti. La RSC Riposto ha ritrovato la vittoria nel turno precedente dopo 2 pari. Di fronte c'è il Città di Aci Sant'Antonio indigesto in Coppa a settembre e che poi ha inflitto il primo KO in campionato alla Russo Sebastiano. Ecco Leotta. Colpo di testa di Salemi, tornitore indietro con il sinistro di Leotta. Guido battuto il calcio di punizione con Lopez che opera un traversone, il sinistro! Potentissimo da parte di Maugeri, il pallone sul fondo. Campo largo adesso l'Aci Sant'Antonio, può bastire questa manovra ma molto attento Papa. Sbaglia il passaggio, mette in condizioni Lopresti e poi Moschella, attenzione a Marraffino sinistro, rete! Il vantaggio dell'Aci Sant'Antonio esattamente al 45° minuto e 30 secondi nel corso del primo tempo ha segnato Marraffino. Praticamente da solo, indisturbato, libero di colpire con il sinistro su assist di Moschella. RSC 0, Aci Sant'Antonio 1. Salemi. Gianluigi e Papa. Pressato da Grassi e Bertazzi, vediamo Papa. Ottimamente si libera del numero 11 Sant'Antonese, il lancio a cercare adesso Tornitore che sfugge a Maugeri, Tornitore la mette in mezzo, vediamo Lopez che non riesce ad allontanare, allora mancano Nicotra entra in area di rigore, Nicotra resiste alla carica dell'avversario, Nicotra finisce giù, tutto regolare, la mischia e poi arriva il pareggio di Leotta che ha toccato per ultimo il pallone e così esattamente al 3° minuto della ripresa ha pareggiato Leotta. C'era stato un pallone di Nicotra che è stato
stato fatto penetrare leggermente in diagonale, tutto regolare per l'arbitro, forse c'erano gli estremi per il calcio di rigore, ha lasciato proseguire il direttore di gara La Paglia. È l'ultimo tocco di Leotta che è arrivato a mettere la sfera in fondo al sacco per l'1-1. Gallo di questo calcio di punizione, traversa di Gallo, fuori Leotta, dentro Bonaventura. Minuti trascorsi, 15 nel corso del secondo tempo, dunque allo scoccare dell'ora di gioco. Rimessa ACI Sant'Antonio, pallone in area di rigore, Messina allontana, poi il sinistro abbastanza spuntato di uno degli attaccanti dell'ACI Sant'Antonio. Recupera il pallone Maugeri, Tornitore, ottimo il pressing, può provare adesso a spadronare la velocità contro Maugeri, Tornitore, palla in mezzo e la palla in rete, ha segnato Bonaventura, la RSC è in vantaggio al 64esimo, ha segnato Leo Bonaventura, il cambio ha dato ragione all'Uvito 5 minuti fa e adesso è 2-1 per la RSC che l'ha ribaltata, Leo Bonaventura. Battuta alla rimessa, allontana l'ACI Sant'Antonio, vediamo Nicotra, proietto, ancora Nicotra al limite giù, calcio di punizione per la RSC. Subito battuto, pallone in mezzo, Tornitore, provvidenziale il miracolo in calcio d'angolo, corner che incredibilmente non viene concesso, ci sono infatti delle proteste. Calcio d'angolo, parte il pallone sul secondo palo dove c'è un colpo di testa e poi ci sono delle proteste dell'ACI Sant'Antonio per un presunto mani. C'è stato un colpo di testa a cercare la porta da parte di Dadone. 4,5 più recupero, Gallo con il destro, con il sinistro Maugeri, palla fuori. Allora fuori mancano dentro Peppe D'Angelo 41,30 sul cronometro. Va col destro, Gallo, pallone in area di rigore, c'è un colpo di testa di Maugeri, finisce sul fondo e finisce qui la partita. Punti pesantissimi in ottica playoff per la RSC Riposto che batte in rimonta l'ACI Sant'Antonio 2-1. Ospiti in avanti al 46esimo grazie a Marraffino, il pareggio al terzo della ripresa di Leotta, il vantaggio al 62esimo di Bonaventura. La vittoria rimonta del Valle del Mela sulla Nuova Azzurra nel derby fratricida in chiave salvezza del girone C di promozione consente ai giallorossi di Gianni Colaggiunta di portarsi fuori dalla zona play-out e di lasciare ai barcellonesi del neotecnico Benedetto Granata il penultimo posto in classifica. Sono gli ospiti a sfiorare subito il vantaggio con Cuccela, cui punizione centra la traversa della porta difesa da D'Amico. Il Valle del Mela tenta la risposta ma il destro di Sciliberto non inquadra lo specchio della porta. Nel finale di frazione però la Nuova Azzurra torna a spingere e dopo il sinistro di Bellinvia che sfiora di un soffio il palo, i biancoazzurri passano al minuto 45 quando proprio Bellinvia raccoglie la respinta del portiere e di testa mette in rete il pallone che manda i suoi all'intervallo in vantaggio per 1-0, mentre per il classe 2003 barcellonese si tratta della prima rete in campionato. Nella ripresa però il tecnico di Casa Giunta manda nella mischia l'esperto Silvano Cariolo al posto di Bosco e la mossa risulta azzeccata. Infatti il neo entrato 2 minuti dopo viene atterrato in aria da Merlino con il signor Mastro Simone che senza esitazioni indica il dischetto. Dagli 11 metri Capitan Ambertino non sbaglia ristabilendo la parità e firmando così il suo gol numero 4 stagionale. I giallorossi ribaltano tutto al minuto 58 quando sempre Cariolo raccoglie il lancio di Sciliberto e approfittando del pasticcio difensivo degli ospiti mette in rete a porta sguarnita facendo così Valle del Mela 2
2, Nuova Azzurra 1 e per il bomber di casa è la seconda rete con la maglia della squadra di Giammoro. Insiste la formazione di casa che tenta di chiudere i conti, ma le conclusioni di Arrigò prima e Cariolo poi non sortiscono l'effetto sperato. Al minuto 66 però la Nuova Azzurra rimane in 10 uomini quando il fischietto di Palermo mostra giunta il secondo giallo della sua partita per il fallo su Ferlazzo. I locali tentano di approfittarne dopo il sinistro di Sturniolo respinto dalla rosa. Il Valle del Mela la potrebbe chiudere al minuto 89 quando il signor Mastro Simone concede loro il secondo penalty di giornata per l'intervento del portiere su Spadaro, ma dal dischetto il tiro di Bertino trova la decisiva parata di La Rosa. Intervento questo che tiene a galla i biancoazzurri che nel finale tentano l'assalto disperato e al 95esimo avrebbero l'occasione per mettere il derby in parità, ma Merlino di testa manda sul fondo la punizione di Cucè. Con questo successo il Valle del Mela sale in classifica, quota 22 punti e si porta a +2 sulla zona playout, mentre la Nuova Azzurra rimane al penultimo posto con 15 a -7 dalla salvezza diretta. Tutto deciso dunque per quanto riguarda la probabile vittoria del Messana nel girone C, mentre invece vittoria finale dunque per il Messana. Per quanto riguarda questo girone C manca solo la certezza matematica. Voltiamo pagina perché adesso parliamo invece del girone D, dove la situazione è un po' più complicata. Anche qui 10ª giornata di ritorno, guardiamo i risultati di domenica. Megara 1908 SC Gela si gioca oggi pomeriggio. Mister Bianco Calcio batte Gimnica Scordia 5-1. FCM 2011 Mister Bianco batte Scicli 4-1. Città di Avola 2020 Frigentini 1-2. Atletico Catania 94 batte Città di Caricattini 1-0. Vittoria batte Pro Ragusa 1-0 ed infine Priolo Gargallo batte Visini Calcio 3-1. Ingarbugliata la situazione in classifica per quanto riguarda questo girone D del campionato di promozione, dove troviamo in vetta in questo momento l'FCM 2011 Mister Bianco, ma non demorde l'Atletico Catania. Guardiamo comunque la classifica, dove troviamo al primo posto la squadra di Mister Bianco, l'FCM 2011 con 52 punti, 50 Atletico Catania 94. Con 46 punti il Vittoria, SC Gela 45 punti, con 31 Priolo Gargallo, con 28 Megara 1908 e Scicli, 27 punti per il Frigentini, 25 Città di Avola 2020, con 24 il Pro Ragusa ed il Città di Caricattini, 22 punti Mister Bianco Calcio, 20 per il Vizzini Calcio, chiude la classifica la Gimnica Scordia con 18 punti. Megara 1908 ed SC Gela giocheranno oggi pomeriggio, pertanto in questa classifica hanno una partita in meno.
Chiudiamo la parentesi del campionato di promozione ed apriamo quella riguardante il campionato di prima categoria. Subito le immagini con i risultati e le classifiche dei 6 gironi.
Ci pensa uno scatenato Antonio Laquitara a stendere gli avversari con una doppietta nel primo tempo che vale oro colato. Il difensore ex Milazzo inizia il suo show personale al minuto 35 quando, con una perfetta conclusione a giro, infila il pallone là dove Abate non può arrivare, spianando ai suoi la strada verso la vittoria e firmando così il suo primo sigillo in campionato. Il 3 biancorosso si ripete al tramonto del primo tempo, agganciando in aria l'invito di Durante e battendo col mancino Abate per il gol che vale il raddoppio bafiese e la sua doppietta personale. Nella ripresa però gli ospiti rientrano in partita con Orlando che al 50° gira in porta dagli sviluppi di corner, riaprendo di fatto il match e siglando così il suo 6° centro stagionale. Ci crede la squadra di Torre che poco dopo la potrebbe pareggiare, ma il tiro di Orlando scheggia il palo alla sinistra di Foti. Poi l'Aquila tenta di chiudere i conti, ma le conclusioni di Rotella prima, il colpo di testa di Castellino poi e la botta ravvicinata di Rotella infine non sortiscono l'effetto sperato. Quindi nei minuti di recupero assalto disperato dello Stefano Catania che reclama 2 calci di rigore su Di Luca al 94° e un minuto dopo per un presunto mani di Durante, ma in entrambe le occasioni il direttore di gara lascia giocare. L'Aquila Bafia si conferma dunque in testa al campionato con 54 punti, mentre lo Stefano Catania rimane al 4° posto con 38. Gepi Faran dei Patti, 23ª giornata nel campionato di prima categoria siciliana per il girone D. Il Torregrotta di Mister Borelli, squalificato e reduce dalla sconfitta interna contro l'Aquila Bafia, rende visita alla nuova rinascita Patti che ha asfaltato la Folgore Milazzo per 4-0 nell'ultimo turno. Dirige l'incontro il signor Franco Battiato della sezione di Acireale. Possiamo passare a raccontarvi del fin di questa sfida che si apre con il colpo di testa di Siracusano vicinissimo alla rete ed è proprio da un corner che maturerà il vantaggio pattese. Il colpo di testa di Accetta, la deviazione sfortunata di Lopresti che infila il proprio estremo difensore. Il vantaggio e la compagine bianconera prova a reagire il Torregrotta con il calcio piazzato di Errante che si infrange sulla parte esterna del palo. Poco dopo la mezz'ora si mette in mostra Isgro, il filtrante e illuminante per Errante dentro da Caselli, stoppa il classe 2005, calcia altissimo, si divora il gol del pari, pareggio che arriverà al minuto 42. Va con violenza Jacopo Errante, buca la barriera anche Guantoni Calabrese per il pareggio del Torregrotta. Va così in archivio la prima frazione di gioco sul duplice fischio del signor Battiato sul parziale di 1-1 ad Accetta. Risponde Errante quando passiamo con le nostre immagini al fin della ripresa, rinvio errato della difesa torrese, la palla arriva ad Adamo, si gira in un fazzoletto, Maceri prega e guarda il pallone terminare sul fondo, sempre da corner. I dolori più grandi per il Torregrotta in questa occasione con Jaite vicinissimo al vantaggio. Minuto 51, Siracusano arma il mancino, impassibile Maceri guarda il pallone infrangersi sul legno. 3 minuti più tardi rinvia la difesa torrese, la palla arriva a Siracusano che se la stoppa, elude l'intervento un difensore, buca Maceri per il vantaggio meritato della nuova rinascita. In questo secondo tempo Torregrotta che si fa del male da solo, espulso la rosa e conseguente inferiorità numerica, prova a correggere Mister Borelli gettando in la mischia Isaia per Caselli. All'ora di gioco ci prova Spanò ma Maceri respinge. 7 minuti più tardi è un monologo della nuova rinascita Patti con Olivo di testa per Accetta che calcia forte ma trova l'intervento provvidenziale da parte di Maceri che verrà chiamato in causa 5 minuti più tardi. Jaite per Adamo, da pochi passi si supera il bresciano volante. 74esimo, ancora Adamo tra i più attivi dei suoi, calcia forte ma qui si divora il gol del possibile 3-1. Fuori Marchese, dentro Insana, minuto 75, un finale di sofferenza per il Torregrotta che resterà anche in 9 uomini. Adamo scappa, Arizzilo a terra, doppio giallo e ineccepibile rosso ai danni del numero 5. Si prosegue in 11 contro 9. Fuori Errante, dentro anche Claudio Merlino nel finale. Torregrotta che però prova a gettare il cuore oltre ostacolo con Maviglia per Isgro. Prova il mancino tra una selva di gambe, per poco non trovava il jolly di giornata nel finale. Rimessa laterale, Isgro sguscia via il diretto marcatore, atterrato proprio sulla linea di fondo, lascia proseguire il direttore di gara Battiato, ma resta più che qualche dubbio dal nostro rallenti. Veementi le proteste torresi che si dovranno arrendere dopo l'ultimo tentativo della nuova rinascita Patti.
nel quale ancora una volta è costretto agli straordinari maceri. Segue solo il triplice fischio del signor Battiato, nuova rinascita Patti, Torregrotta e Giastoria, e termina per 2-1. Rimpianti nel finale per i torresi che nella prossima sfida affronteranno il Melas. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. Successo importante per il Sinagra che tra le mura amiche batte il comprensorio del Tindari e vola a quota 31 punti in classifica. I giallorossi di Simone Bonfiglio mettono una seria ipoteca sulla salvezza, mentre gli ospiti non riescono a cancellare lo 0 nella casella delle vittorie fuori casa. Il vantaggio invece lo trova il Sinagra al minuto 26 con Alessandro Natalotto che da fuori fa secco Virecci col destro, spianando ai suoi la strada verso la vittoria e firmando così il suo terzo centro in campionato. Passano 3 minuti e i giallorossi raddoppiano su calcio di rigore concesso dal fischietto di Caltanissetta per l'intervento di Virecci sul Leone, con lo stesso Tonino Leone che dal dischetto spiazza il portiere, facendo così Sinagra 2, comprensorio del Tindari 0, e per Tonino Leone è il quarto sigillo in campionato. Gli ospiti comunque non si perdono d'animo e al 38esimo riaprono la gara con Calabro che prima si procura la massima punizione e poi dagli 11 metri spiazza Leone Bonfiglio per il gol dell'1-2 che gli vale come sesta rete in campionato. Nella ripresa parte forte la squadra di Campisi che dopo un minuto si rende minacciosa con la conclusione di De Luca che si perde di poco sul fondo. Al 53esimo però il Sinagra chiude i conti quando l'arbitro concede ai locali il secondo penalty di giornata per l'intervento di Masi su Radici e dal dischetto lo stesso Radici non sbaglia, fissando il punteggio sul 3-1 per i suoi e che gli vale come 11esimo centro in campionato. Al minuto 70 ancora Radici avrebbe sul destro la palla del poker ma sciupa tutto calciando sul fondo la punizione di Leone. Poi il comprensorio del Tindari tenta il tutto per tutto e un minuto dopo solo il decisivo intervento di Bonfiglio nega a Crifò la gioia del gol. Rete che i pattesi troverebbero al 75esimo con Serraino che gira in porta la sponda di Masi, ma il direttore di gara ferma il gioco per offside dello stesso Masi. Insiste comunque la squadra di Campisi che un minuto dopo reclama anche la concessione di un calcio di rigore su Di Luca. Il signor Surrusca lascia giocare. Gli ospiti ci provano anche con Scarbaci, il cui destro però sorvola di poco la traversa. Nel finale invece il Sinagra vicina al gol con la punizione di Leone che per poco non beffa Virecci. Il Sinagra si porta a più 12 sulla zona play-out e a meno 2 dalla zona play-off, mentre il comprensorio del Tindari rimane fermo a quota 26 punti.
Bentrovati al Valentino Mazzola di Gaggi, 23esima giornata nel campionato di prima categoria. Nel girone E il Gaggi è ancora primo nonostante il pari per 2-2 dell'ultimo turno contro l'Agron Sapoca. Si è ridotto e di tanto però il margine rispetto a chi insegue. Parliamo appunto dell'Agron Sapoca e del Città di Lingua Glossa che nell'ultimo turno ha superato 3-1 gli avversari odierni della formazione di mister Camarda. In realtà la Franco Zagami arbitra la partita il signor Daniele Parisi della sezione di Acireale. Viene osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime del naufragio di Cutro. Partiamo con il film del primo tempo, troppo spazio per il Gaggi dopo nemmeno 40 secondi. Varrica vede la sovrapposizione di Vaccaro, l'estremo difensore Grimaldi respinge. Al secondo di gioco Cipolla per Varrica che accomoda in area di rigore, cerca il destro, pallone che finisce ampiamente al lato. Al decimo di gioco però Bonfiglio prova a mettere il pallone in avanti, Dallura la tocca così di testa in comprensione madornale tra il difensore e l'estremo difensore Rando, autogol 0-1. Realtà la Franco Zagami, 11esimo. La reazione caggese con la punizione di Salvo Cantarella che finisce al lato rispetto alla porta. Al 20esimo nuova offensiva biancorossa, Cipolla ci prova dai 22 metri, pallone alto sopra la traversa di Grimaldi. Al 21esimo Vaccaro ha un buono spunto a sinistra, passa sul diretto avversario, mette in mezzo, Varrica segna, lo fa però aiutandosi col braccio. Il direttore di gara se ne accorge e annulla il gol del possibile pareggio del Gaggi. Arriviamo dunque fino al minuto 25 e Cipolla a sfruttare un calcio d'angolo battuto corto dal Gaggi, cercare la conclusione di prima intenzione. Vola letteralmente Grimaldi che dice no e mantiene il vantaggio dei suoi. Al minuto 41 Cantarella cerca il pallone in area su Varrica, toccato, sfiorato probabilmente soltanto da Mondello e calcio di rigore per il Gaggi. Tutta l'esperienza del calciatore di mister Camarda, tutta l'inesperienza del difensore classe 2006. Dal dischetto va Varrica che trova l'1-1. Il Gaggi acciuffa il risultato proprio quando il direttore di gara fischia due volte mandando le formazioni a riposo. Da una parte l'autogol di Dallura, dall'altro il gol dagli 11 metri di Varrica. Squadre dunque negli spogliatoi su questo parziale, regge l'equilibrio al Valentino Mazzola, dice ancora la sua realtà la Franco Zagami a inizio ripresa. Acqua viva dalla destra, circumnaviga Cipolla, converge verso il centro il 21 e capitano ospite, poi l'invenzione con l'esterno per Silipini davanti a Rando non sbaglia e il nuovo vantaggio realtà la Franco Zagami al Valentino Mazzola di Gaggi. Ci sta però appena 2 minuti la formazione di mister Camarda a reagire approfittando di questa offensiva che viene fermata alla grande da Mazza. Sguardo alto per il difensore che verticalizza in zona Varrica in mezzo ai due difensori centrali, passa Varrica, 1 contro 1, ancora Varrica, 2-2. Il Gaggi trova il nuovo pareggio, la doppietta è del numero 9 al 55esimo, azione praticamente in fotocopia con Mazza che avanza ancora, mette in avanti Varrica sul più bello, alza la mira, stavolta sprega l'attaccante di mister Camarda. Al minuto 56 escono Iervolino e Cannata dentro Chirillo e Franco. Minuto 57 proprio il neoentrato Franco è pericoloso, dalla destra arriva il pallone giusto per il possibile 3-2, viene fermato dalla chiusura provvidenziale di Brancato. Minuto 61 il Gaggi in attacco con la rimessa laterale di Riccina, lunghissima la gittata in area per Varrica che controlla, prende il fondo, mette all'indietro intelligentemente, arriva Cantarella, mancino di prima intenzione, si salvano gli ospiti. Al minuto 62 esce Silvestro ed entra Laimo. Al 63esimo riconquista il pallone Riccina, se la porta avanti, solita giocata destro improvviso che sfiora l'incrocio dei pali, l'estremo difensore Grimaldi sembrava essere sulla traiettoria. Minuto 65 Silipini liberato ancora a sinistra, si invola verso la porta, entra in area Silipini 1 contro 1, Rando col piedone dice di no. 67esimo, occasioni da una parte e dall'altra, lancio in avanti per l'offensiva del Gaggi, il rimpallo favorisce Chirillo, destro di controbalzo, Grimaldi nel calcio d'angolo dal corner che ne segue. Siamo al 69esimo, ancora su Chirillo sul secondo palo, ancora Grimaldi con la manona a metterla in corner, partita da 8 in pagella per il portiere de Realtà la Franco Zagami, quando al 73esimo Cantarella si presenta sugli sviluppi di questo calcio di punizione e trova l'angolino giusto al lato della
barriera per fare 3-2, primo vantaggio del Caggi in questo match. Ha segnato quello che oggi è il numero 10 e capitano, esce dall'Ura dentro Costanzo, minuto 81, il pallone viene alzato nell'area di rigore del Real Italia. Franco Zagami, Riccina lotta con Brancato, è costretto a defilarsi, Riccina in palleggio, se la alza, la rovesciata, il colpo di testa di Franco, il gol del 4-2, una gemma quella del Caggi che adesso vede la vittoria, ha messo le mani ancora di più su quel primo posto che si giocherà probabilmente nella prossima gara, quando la formazione di mister Camarda farà visita al Città di Lingua Glossa. Nel frattempo all'84esimo fuori Varrica che alza bandiera bianca dopo una grande partita, entra Currò e triplice fischio allora al Valentino Mazzola, gara pirotecnica, 6 gol fra Caggi e Realità, la Franco Zagami, la capolista e ancora la formazione caggese. Concludiamo qui la puntata odierna di Penalty on Demand, visibile sul canale YouTube Penalty e Programma Sportivo, nonché anche sulla pagina Facebook di Penalty. Però è anche vero che potete seguirci sul canale HBB TV del canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Lì avrete modo anche di rivedere tutte le puntate di Penalty di questa stagione. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima settimana.